la Cioli Ariccia per la certezza matematica della promozione. Il Club Sport Roma alla ricerca di punti salvezza che sarebbero pesantissimi. Buon pomeriggio da parte di Lorenzo Brancati e Live Sport Academy per Calcio a 5 Live in occasione della 20ª giornata del girone E della Serie B di Calcio a 5, che vede i padroni di casa primi imbattuti a quota 53 punti, ultima invece la posizione degli ospiti fermi a quota 7. Partiti, squadra ospite che amministra il primo possesso e che giocherà maglietta giallo fluo, completo grigio-rosso, e invece per la Cioli Ariccia che si porta subito in pressione. La vostra inquadratura si passa poi per i piedi di Pio, ora poi Ciaralli, amministra, numero 7, alta la pressione della squadra di casa che recupera subito e può provare a ripartire. Qui imbeccato Marino sotto la nostra postazione, si ricomincia poi per i due centrali. Jacobucci anche in profondità, imbeccato nuovamente Marino, Legno subito colpito dalla Cioli Ariccia in apertura di gara, si resta 0-0. Tutto pronto per il numero 15, uno sguardo al centro, poi va da Jacobucci con il sinistro, seconda occasione per la Cioli Ariccia nel giro di pochi secondi, anche stavolta però si rimane sullo 0-0. Ora io lascio il compito a Ciaralli dalle parti del fondo campo della squadra ospite. Eccolo il numero 7 che allarga per Fiorini Ripert, che a sua volta prova a scavalcare la pressione di Papù, che però è bravo, legge in anticipo questa traiettoria e recupera il possesso per i suoi, che ora con Pop attaccano l'area di rigore avversaria e qui impegnano l'estremo difensore della squadra ospite. Ancora Cioli Ariccia, ancora però 0-0. Ancora vincente la pressione della squadra di casa con Marino che gira per Papù, a tu per tu con Corsetti, e stavolta non perdona Papù e trova il suo 19° gol stagionale. Stacca dunque Bertolini e diventa momentaneamente il capocannoniere della Cioli Ariccia. È 1-0. Dunque Corsetti trova però solo la testa di Potric, viene Nico Santos il più veloce però sulla seconda palla, e allora Ciaralli si passa poi da Riccitelli sotto la nostra postazione, ancora Ciaralli, Pio e nuovamente Riccitelli che vince un rimpallo, si presenta al limite dell'area e va ad effettuare una conclusione che si rivela vincente, forse una lieve deviazione ha messo fuori causa l'estremo difensore della Cioli Ariccia, fatto sta che è 1-1, che va poi da Quagliarini, Popa, quasi ristabilito il quintetto di partenza della Cioli Ariccia. Ora con Papù prova a puntare a Stolfini Fossi che lo tiene lì e lo costringe ad appoggiarsi ancora ai compagni. Popa, Quagliarini, Papù affrontato ancora da Stolfini Fossi, prova il dribbling, ce l'ha sul destro Papù, trova poi Marino a tu per tu con Corsetti che esce bene, blocca in due tempi Marino, Jacobucci, ancora Marino, velo vincente per Papù che la lascia lì. Eh sì, ci riescono, la sfruttano bene questa occasione i giocatori della Cioli Ariccia ed è Marino a riportare in vantaggio i suoi. Braccato ancora da Teruglia, deve arrivare Pio in soccorso, bravo, il numero 2 si guadagna anche un fallo da parte di Potric. Quando ci avviciniamo all'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo che inizia adesso, attenzione qui però la palla in profondità! Ancora una volta, praticamente dal nulla, si costruisce e converte in gol un'occasione nella squadra ospite. Stavolta è Fiorini Ripert, il marcatore è 2-2 e nuovamente parità. Teruglia batte il fallo laterale, Potric la sul sinistro, ribatte Ciaralli, attenzione perché può ripartire ancora la squadra ospite con il mancino. Fiorini Ripert nel giro di 30 secondi, un 1-2 micidiale del Club Sport Roma che adesso ribalta e si porta addirittura in vantaggio, una doppietta, quella del numero 8 di Fiorini Ripert, 2-3. Su questo calcio d'angolo si chiuderà il primo tempo, Tardioli già pronto sul pallone, si fa vedere Potric, velo per Bertolini che però non riesce a tirare, va all'indietro, tempo scaduto, si chiude il primo tempo sul risultato di 2-3 in favore del Club Sport Roma che va in svantaggio per ben 2 volte e poi nel giro di 30 secondi nell'ultimo minuto del primo tempo ribalta e chiude in vantaggio. Pio, Ciaralli, palla su a cercare a Stolfini Fossi, trova solo l'estremo difensore di casa e allora Bertolini, Quagliarini, Papù,
Bertolini e ancora Papù, lo affronta Stolfini Fossi, adesso su Quagliarini, ancora il numero 23, poi Bertolini, Papù, gli lascia lì Bertolini, deve allungare questo tiro in calcio d'angolo Corsetti, calcio di punizione in favore del Club Sport Roma. Subito un fallo in uscita Riccitelli, eccolo il numero 4, passata Ciaralli, Papù prova a non farli ragionare, Riccitelli poi in mezzo a due trova solo Quagliarini, allora Papù spara la porta, lascia lì per Bertolini, Papù 3-3, subito ristabilita la parità quando mancano 17 minuti e mezzo alla fine, la doppietta personale di Papù riporta i suoi sul 3-3. Popa si rivede anche lui in campo, ora affronta Pio, si libera in grande stile e indovina un gol bellissimo, il numero 19 riporta in vantaggio la Cioli Ariccia. Rinvio, l'estremo difensore del Club Sport Roma, viene in campo Pio sul controllo di Fiorini Ripert, ancora Pio, affrontato da Potric che lo tiene lì. E allora Giuliani, Ciaralli di prima a cercare Pio, buona l'idea, ancora migliore l'esecuzione, Pio braccato da un paio di avversari, lotta adesso con Marino, adesso con Popa, alla fine ne esce la Cioli Ariccia con Marino che apre tutto molto bene, Bertolini la sporca, Corsetti, decisivo il tocco dell'estremo difensore ospite. Provano a ripartire quelli del Club Sport Roma con Ciaralli beccato sulla destra, ce l'ha sul sinistro, la mette sul secondo palo e qui siamo rimasti per un attimo senza parole perché Giuliani, pardon, non inquadra lo specchio della porta davvero da due passi, centra direttamente il palo. Papù pronto ad andare alla battuta, si fa vedere Jacopucci con il sinistro, lo ribatte Fiorini Ripert, vediamo se riesce anche a far ripartire i suoi, si libera Jacopucci, numero 8, c'è Alfonsini, Fossi al centro, il tiro, traversa, ma rimane lì, non libera la difesa della squadra di casa e poi ci sarà fallo laterale per gli ospiti, ma che occasione, ancora ripartenza, ancora Fiorini Ripert, Pio, meno di 2 minuti al termine, Ciaralli allarga per Giuliani, arriva subito Papù su di lui, vediamo se riescono a far muovere bene la difesa della squadra ospite e invece non ci riescono e riesce Popa a trovare la doppietta personale per il gol che davvero a meno di 2 minuti dal termine potrebbe voler dire Serie A2, è la 10ª marcatura stagionale per il numero 19 e 5-3 Cioli Ariccia. Da 2 gol porterebbero al pareggio e non al vantaggio, però comunque attenzione, deve essere massima dalle parti della Cioli Ariccia e qui non è massima invece tra gli uomini della squadra ospite con Corsetti che praticamente intercetta il tocco di Ciaralli, palla dentro e Marino suggella vittoria e promozione anche per lui, è doppietta anche per lui, 15 gol stagionali e 6-3, 7 secondi, 6, il cronometro si avvicina allo 0 e possono partire adesso davvero i festeggiamenti perché con questa vittoria la Cioli Ariccia è in Serie A2, ci arriva a quota 56 punti, da imbattuta al primo posto di questo girone E, la stagione è ancora lunga, c'è ancora da lottare per il titolo, per le Final 8 di Coppa Italia di Serie B, ma intanto l'anno prossimo questa squadra giocherà in Serie A2. Siamo qui dopo la vittoria per 6-3 ai danni del Club Sport Roma che vale la promozione anticipata in Serie A2 alla Cioli Ariccia con tutto lo staff tecnico. Innanzitutto complimenti. Grazie. Poi insomma questo è solo l'ultimo di una lunghissima serie di risultati positivi. Quanto lavoro c'è dietro questo successo? Sicuramente è una vittoria di tutti, spesso e volentieri noi mandiamo dopo le partite i giocatori che sono i protagonisti, ma oggi essendo una data speciale per tutta la società, frutto del lavoro di tutte queste persone qua che collaborano con me tutti i giorni, sembrava doveroso fare un ringraziamento pubblico a tutti quanti loro, insieme a un gruppo di ragazzi fantastici siamo riusciti a ottenere questa A2 che abbiamo conquistato sul campo meritatamente. Oggi c'è stato un po' un brivido alla fine del primo tempo, quel risultato ribaltato in 30 secondi, poi però insomma nel secondo siete rientrati a bomba. Cosa avete detto, se si può sapere, magari edulcorato ai giocatori a fine primo tempo? Sicuramente non è semplice mantenere una concentrazione per tutta la durata di un campionato come stanno facendo loro. Oggi era una giornata anche speciale con il fatto che matematicamente siamo riusciti ottenendo questa vittoria e
all'inizio hanno accusato, non dico sotto gamba, l'ha preso la partita, ma un po' hanno accusato anche emotivamente. Nel tempo siamo stati bravi con un avversario che ha reso difficile la partita a ottenere il risultato e continuare con queste strisce positive. Bene, allora io nuovamente vi faccio vedere tutti i componenti di questo staff, tutti insomma gli artefici dietro a questa vittoria, a questo successo. Vi rinnovo i complimenti e vi do appuntamento alle prossime uscite. Grazie, grazie, forza!